I carabinieri della compagnia di Agrigento hanno portato a termine un'importante operazione di polizia giudiziaria che ha condotto alla cattura di due soggetti, un uomo e una donna, destinatari di un ordine di carcerazione per reati di particolare gravità. L'intervento, scattato intorno alle ore 5 in territorio di Favara, è stato condotto dai militari della sezione operativa del NOR, supportati dal personale delle stazioni carabinieri di Agrigento, Villa Seta, Siculiana, Ioppolo, Giancaxio. I carabinieri hanno fatto irruzione in un'abitazione isolata nelle aree rurali del comune, dove i due soggetti avevano stabilito il proprio rifugio per sottrarsi alla giustizia. I soggetti tratti in arresto, fratello e sorella, dalle iniziali L e LC, un uomo di 36 anni, LLG, una donna di 38 anni. Entrambi erano irreperibili dal mese di marzo del 2024. Nei loro confronti pendeva un ordine per la carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzione Penali della Procura della Repubblica del Tribunale di Agrigento. I due arrestati devono espiare una pena definitiva di 6 anni di reclusione per una violenta rapina pluriaggravata in un'abitazione commessa a Favara nel lontano 2013. In quell'occasione gli autori del reato avevano agito con particolare crudeltà contro due donne anziane, all'epoca di 69 e 97 anni, immobilizzandole e tentando di soffocarle con cuscini e coperte per impossessarsi di una somma di denaro in contanti. Il rintraccio dei due ricercati è l'esito di attività di indagine di natura tecnica avviati nel mese dell'ottobre del 2025 sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento. Al termine delle formalità di rito, gli arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Lorenzo di Agrigento. L'operazione odierna testimonia la costante attenzione dell'Arma dei Carabinieri e dell'autorità giudiziaria nel garantire l'esecuzione delle pene, nel tutelare le fasce più vulnerabili della cittadinanza.